Amici telespettatori, amici di Telefriuli, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Miss in Onda. Trasmissione che ovviamente vede protagoniste tante belle ragazze della nostra regione per concorrere al titolo di questo titolo che consentirà alle vincitrici di poter accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia. 83esima edizione. Io, come in ogni appuntamento, ho sempre il piacere e l'onore di portare a voi i saluti da parte della nostra patron, Patrizia Mirigliani, che comunque ci segue perché attraverso lo streaming, perché no. Quindi salutiamo Patrizia e a lei arriva questo applauso da questo studio. Quindi grazie a voi. Grazie a voi per seguirci con così tanta passione e affetto. Bene, a questo punto da 83 anni le protagoniste di Miss Italia sono sempre e solo loro queste bellissime ragazze che decidono di metterci in gioco in ogni serata, in ogni appuntamento, in ogni selezione e quindi andiamo con una breve sigla e poi andiamo a conoscere tutte insieme. La puntata di Miss in Onda inizia. A voi! Le abbiamo viste, 10 le concorrenti in gara questa sera per ottenere le 6 fasce che daranno a tutte quante 6 l'opportunità di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia 2022 in Friuli Venezia Giulia. Una delle finali, tra l'altro, la faremo proprio qui su Telefriuli, quindi Telefriuli non ospiterà, come è avvenuto l'anno scorso, solo le selezioni, ma anche una finale regionale, ma non solo, perché saremo presenti anche alla finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia sabato 3 settembre al Centro Congressi Cursal a Lignano. Quindi questa sera conosceremo 6 ragazze che si uniranno al gruppo delle vincitrici delle tappe precedenti che arriveranno alle finali regionali di Miss Italia e poi il percorso per loro potrebbe diventare ancora più importante perché sapete che dalle finali regionali si accede direttamente alle prefinali nazionali. Ma come al solito andiamo a conoscere le nostre ragazze, abbiamo degli ospiti, tra l'altro oggi parleremo di qualcosa di molto particolare perché abbiamo un ospite con il quale parleremo di insetti, perché lui li va a fotografare, a fare le riprese, a trovarne gli aspetti più segreti e sta vincendo anche dei premi per tutto questo e quindi è un nostro ospite graditissimo, ma con lui parleremo ovviamente nel corso della nostra puntata. Non vi anticipo nulla, vi ho dato solo una piccola anteprima. Siamo pronti a conoscere le nostre ragazze? Penso proprio di sì e quindi io mi avvicino al pannello tricolore dove c'è la corona di Miluna, quella corona che ogni ragazza vorrebbe poter vincere perché significa che si aggiudica Miss Italia. Le ragazze in questa prima uscita si presenteranno loro e quindi iniziamo dalla concorrente numero 1. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Gaia, vengo da Trieste e ho 23 anni. Nella vita sono un'allenatrice di nuoto e un'educatrice per bambini disabili e nel mio futuro vorrei aprire un asilo nido. Che bello, concorrente numero 1, Gaia. Io lo dico sempre che ricordo molte volte il numero di gara perché è l'unico modo che ha la giuria e anche il modo più veloce, più efficace per riconoscere le concorrenti. Concorrente numero 1. E andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 2. Buonasera a tutti, sono Cinara Anabela, sono di Udine, ho 20 anni e lavoro come commessa presso un negozio di abbigliamento. Molto bene, grazie. Annabella. Concorrente numero 2. Molto bene, grazie anche a te. Pronta? La concorrente numero 3. Mi chiamo Giada Codutti, ho 27 anni, vengo da Martignacco, nella vita sono infermiera, ho la passione per la pallavolo, la musica e il cinema. Molto bene. Concorrente numero 3, ricordo che in questa prima uscita le ragazze si presentano con il loro abito, quello con il quale loro si sentono più a proprio agio per poter affrontare una passerella così importante. Nella seconda uscita invece sfileranno col body ufficiale del concorso, quindi quello sarà uguale per tutte.
Grazie anche a Giada. E andiamo con la prossima concorrente. Andiamo a conoscere la concorrente numero 4. Tutti, sono Jessica, ho 29 anni e vengo da Tolmezzo. Attualmente studio e vorrei specializzarmi in ostetricia. Molto bene. Concorrente numero 4. Jessica. Molto bene, grazie Jessica. Pronta? La numero 5. Io vedo da qui che sono prontissime le ragazze. E a te il microfono. Buonasera a tutti, sono Pamela, vengo da Fiumicello, ho 20 anni e studio per diventare personal trainer. Molto bene. Concorrente numero 5, Pamela. Pamela. Concorrente numero 5. Molto bene. E facciamo un applauso alle prime 5 concorrenti in gara, sono 10 complessivamente, quindi abbiamo visto le prime 5, così abbiamo anche modo alla giuria per riordinare un po' le idee. Ma a questo punto arriva un momento di spettacolo, è sempre molto apprezzato a Miss in Onda, e quindi ritorniamo a parlare di ballo, e ovviamente parliamo di ballo con la nostra amica che è Marisa Benes del Club Diamante Friuli Venezia Giulia. Marisa. Buonasera Marisa. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto grazie perché accetti sempre il nostro invito, la tua presenza è una presenza fissa, costante e di successo, grazie ai vostri straordinari ballerini. È un piacere far vedere come le coppie, anche sia giovani che anche di età avanzata a volte, no? Ci sono le categorie nella danza sportiva, vanno dagli 8 anni, anche se noi abbiamo bambini anche più piccoli, fino ai 74 e oltre. Quindi sarei in tempo anch'io. Sì. Comincerei un po' tardi, però sarei in tempo. Per tutti c'è la possibilità. E noi oggi qui abbiamo una coppia invece giovanissima, appartiene alla categoria 16-18 anni, classe B1, sono classificati al 7° posto al campionato italiano di classe B1 danze latine nel 2022. Non solo, la signorina, la ballerina, è stata campionessa italiana l'anno scorso per quanto riguarda il solo. Il solo è una specialità che ha avuto un grande sviluppo durante il lockdown, per ovvi motivi dovevano ballare da soli, e ci sono quindi anche queste categorie per chi vuole cimentarsi da soli nella danza. E loro appartengono a una società vicina a noi, si tratta del Club Olimpia di Cervignano del Friuli, diretto dalla professionista Nicola Serena. E qui abbiamo questa splendida coppia, 7ª campionato italiano, sono Giacomo e Asia e si presentano a voi con un cia cia cia. Giacomo e Asia con noi. A voi. Un bel applauso per Giacomo e Asia, io li vorrei sul palco, un altro applauso, lo meritate tutti.
Ci vediamo più tardi, perché so che tornerete a trovarci, grazie ovviamente a Marisa Benes, Club Diamante Friuli Venezia Giulia. Grazie, complimenti ancora, ci rivediamo dopo. Io vorrei fare dei ringraziamenti, come in ogni serata di Miss Italia. Voglio ringraziare Rocchetta, Miluna Gioielli, Chissimo Biancaluna, Givova, che è il nuovo partner di Miss Italia per quanto riguarda lo sport, e Rea Academy, il trucco per avere successo. Ringraziamo questi amici partner di Miss Italia, anche loro facciamo un applauso. Bene, detto... Applauso? Sono distratti, Ha incuriosito molto quando prima ho detto parleremo di insetti, ma sì, perché qui in Friuli Venezia Giulia c'è una realtà che risponde al nome di Gianluca Doremi, che sta vincendo premi in Italia e in Europa per i suoi filmati straordinari. Allora io vi invito ovviamente a rimanere fino al termine della puntata, perché oltre a vedere delle bellissime ragazze che concorrono a Miss in Onda a titolo valido per Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, scopriremo un mondo che magari non abbiamo mai notato con così tanta attenzione, perché Miss in Onda è anche questo, e poi Miss in Onda è anche un po' di pubblicità. E quindi andiamo con la pubblicità, restate con noi perché torniamo subito. Pubblicità. E siamo sempre qui dagli studi di Telefriuli per questa nuova puntata di Miss in Onda, ricordiamolo, titolo valido per Miss Italia 2022. Permettetemi subito di fare un ringraziamento a me, i tecnici, coloro che rendono possibili tutte queste trasmissioni. Mi piace ringraziarle già durante la puntata, perché poi alla fine ci si accavallano tanti discorsi, c'è il momento dell'emozione della premiazione, quindi voglio ringraziare Gian Domenico Ricci che è in regia, insieme a Chiara Miscoria che è qui di fronte a me, dietro la telecamera, e Simone Caramaschi. Facciamo un applauso anche a loro, perché i tecnici fanno un lavoro davvero preziosissimo e quindi non mi stancherò mai di ringraziarli. Io mi sposto da questa parte, lo dico proprio a Chiara, perché ci riposizioniamo di fronte al nostro tricolore, perché adesso abbiamo visto, lo ricordate, e se non l'avete visto male, dovete stare dall'inizio alla fine di Miss in Onda e poi stare sempre sintonizzati su Telefriuli. Abbiamo conosciuto le prime 5 concorrenti di questa puntata che hanno sfilato con il loro abito, ora conosciamo le altre 5, sempre con il loro abito. Pronta la concorrente numero 6? Prontissima la concorrente numero 6. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Jennifer, ho 17 anni, vengo da un piccolo paesino in provincia di Pordenone, Vito d'Asio, e studio presso il Liceo delle Scienze Umane a Udine. Molto bene. Jennifer, concorrente numero 6. Per coloro che sono appassionati a Miss Italia e magari seguono anche i regolamenti, si sa genericamente che a Miss Italia possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Jennifer può partecipare perché compirà i 18 anni entro il 18 settembre, quella è la data, il termine massimo nel quale si possono compiere gli anni. Anzi, invito le ragazze che vogliono iscriversi a Miss Italia, visto che adesso sapete anche qualcosa in più del regolamento, di farlo sul sito www.missitalia.it. Andiamo con la prossima? Ma c'è la concorrente numero 7. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 18 anni, vengo da Codroipo e studio presso il liceo artistico e come indirizzo architettura. Molto bene. Giulia, concorrente numero 7. Bene, Giulia, concorrente numero 7. Andiamo con la prossima. Conosciamo la numero 8. Ciao. Buonasera a tutti, sono Anna, ho 18 anni, mi sono appena diplomata in lingue al liceo linguistico. E Cosa vuoi fare di bello da grande? voglio andare all'università e voglio provare a studiare scienze politiche. Molto bene. Come io ho un po' di schede loro, conosco qualcosa in più, allora. Anna, concorrente numero 8. Ripeto, io dico molte volte il numero perché è il modo più veloce e efficace perché la giuria possa riconoscere le nostre concorrenti. Prego. La numero 9. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, ho 19 anni, vengo da Trieste. Nella vita mi sono appena diplomata al liceo linguistico e ad agosto vorrei fare il test d'ingresso per interpreti e nel tempo libero studio canto e pianoforte. Molto bene. Alice, concorrente numero 9.
Grazie anche ad Alice e andiamo a conoscere la concorrente numero 10, colei che chiude il gruppo delle candidate al titolo di Miss in Onda di questa puntata. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Jeanette, vivo a Udine e ho appena preso il diploma. Liceo professionale moda a Udine. Spero di essere all'altezza, è una cosa inaspettata anche per me. Mia mamma e le mie sorelle mi hanno iscritta e spero di essere all'altezza. Assolutamente. Quanti anni hai? 19. 19 anni. Vai, la passerella è tutta tua. Jeanette, numero 10. Anche questo è il bello di Miss Italia, Noi diciamo sempre alle selezioni di Miss Italia, qui negli studi televisivi ovviamente abbiamo degli spazi da rispettare, però arrivano i genitori, le mamme, i fidanzati ed è la forza di questo concorso, il bello e la forza di questo concorso. Grazie anche a Jeanette. Molto bene, abbiamo visto le nostre 10 concorrenti che si sono presentate, lo dico sempre, con il loro abito, è l'abito che loro hanno deciso di indossare perché nella prima uscita le ragazze devono sentirsi a proprio agio con il vestito che loro appunto decidono di proporre a voi in questa prima sfilata. Adesso io mi metto da questa parte perché adesso rivedremo le ragazze con il body ufficiale del concorso. Per loro è un'uscita molto importante perché se in questa prima fase la giuria ha espresso magari un primo giudizio, un voto, un loro appunto personale, adesso invece la giuria va ad esprimere il voto definitivo, quindi per le ragazze è un'uscita molto importante ed è per questo che allora le lasciamo che ci concentrino solo ed esclusivamente sulla sfilata, le vado a presentare io. Quindi le ragazze sono prontissime, i nostri giurati anche, ovviamente iniziamo sempre dalla concorrente numero 1, lei è Gaia. Prego! Gaia, 23 anni, arriva da Trieste, pratica nuoto, allena anche per nuoto e fa l'educatrice per i disabili. Gaia, concorrente numero 1. E andiamo a conoscere la concorrente numero 2. Lei è Annabella, 20 anni, di Udine. Prego. Fa la commessa. Annabella, concorrente numero 2. E dopo Annabella abbiamo Giada, concorrente numero 3. Giada, 27 anni, arriva da Martignacco, quindi dalla provincia di Udine, e fa l'infermiera. Giada, concorrente numero 3. E poi è prontissima anche Jessica con il numero 4. Jessica ha 29 anni, arriva da Tolmezzo, si sta specializzando in ostetricia. Jessica. Molto bene. E andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 5. Lei è Pamela. Pamela ha 20 anni, arriva da Fiumicello e lei sta studiando per diventare personal trainer. Pamela, concorrente numero 5. Molto bene, salutiamo le prime 5 concorrenti, grazie ovviamente, si stanno preparando poi per il prossimo momento, per la prossima uscita, più tardi vedremo le altre 5, ma adesso io chiamerei sempre Marisa Benes con i suoi straordinari ballerini. Marisa, ti aspettiamo sul palco. Eccomi qua. Bellissima la prima esibizione ed ora cosa ci presenteranno? Presenteranno un altro delle 5 danze latinoamericane, sono samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive. E Giacomo e Asia adesso presenteranno una rumba. Loro sono dei ragazzi come tutti quelli che frequentano i vari sport e in particolare la danza sportiva,
frequentano anche la scuola e lui frequenta il liceo scientifico, lei l'istituto tecnico commerciale. Lui balla da 8 anni, quindi ce lo ricordiamo tutti da quando era un frugolino piccolissimo. Asia meno, sono 4 anni che balla, però nella sua attività precedente frequentava ginnastica artistica, quindi molto affine. Infatti te lo stavo domandando adesso, quindi non è importante iniziare fin da piccoli, ma magari avere delle attività tali che ti possono preparare. Sicuramente la ginnastica artistica è una di queste, un'altra fondamentale che se non la fanno prima viene fatta poi durante il percorso è la danza classica, perché l'asse verticale come insegna la danza classica quasi nessun'altra disciplina riesce a formare questi ragazzi. No? Magari sai, tanti genitori, tanti ragazzi si avvicinano al mondo della danza anche grazie a queste tue apparizioni, quindi è importante dare qualche informazione in più. Sono pronti? Sono pronti. Giacomo e Asia, la danza cosiddetta dell'amore, romantica, rumba. Eccoli qui, Giacomo e Asia. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Bravi e complimenti ancora, bravi e complimenti ancora. Bene, e a questo punto insieme, perché poi la guardiamo anche noi sui monitor, ci guardiamo un po' di pubblicità e torniamo subito. Pubblicità. Ed eccoci qui, ancora in onda con Miss in Onda, ovviamente. Abbiamo visto le ragazze hanno sfilato con il loro abito, abbiamo visto il primo gruppo di 5 ragazze con il body e ora io mi faccio da parte perché lascio il centro del palco per il secondo gruppo di concorrenti, anche loro sfileranno in body, in questo caso come succede sempre le vado a presentare io e quindi andiamo a conoscere la concorrente numero 6, prego. Lei è Jennifer, ha 17 anni, arriva da Vito d'Asio in provincia di Pordenone, studentessa al liceo delle scienze umane. Jennifer, concorrente numero 6. Ripeto, cito molte volte il numero perché è l'unico modo e anche il più veloce e più efficace per la giuria per riconoscere le ragazze. Giulia, sei pronta Giulia? Numero 7, 18 anni di Codroipo. Studentessa al liceo artistico. Giulia. Anna, concorrente numero 8.
ha 18 anni, arriva da Colloredo di Montalbano, quindi dalla provincia di Udine, neodiplomata al liceo linguistico. Anna, con il numero 8. E andiamo con la prossima, Alice, concorrente numero 9. Alice ha 19 anni, arriva da Trieste, diplomata al liceo linguistico, studia canto e pianoforte. Alice. Poi abbiamo la concorrente numero 10, che è Jeanette, 19 anni di Udine, diplomata al liceo professione di moda, quindi una futura stilista. Jeanette concorre con il numero 10. Molto bene, facciamo un applauso per tutte le nostre, grazie. E questo applauso lo rivolgiamo anche a Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista di Miss Italia, Friuli Venezia Giulia e anche nel vicino Veneto, che da dietro le quinte segue con tanta passione e anche affetto queste ragazze, perché insomma sono comunque ragazze che hanno la passione di mettersi in gioco e lo fanno in quello che è il concorso più prestigioso e il concorso che fa parte della storia in realtà del nostro paese, che è Miss Italia, con i suoi 83 anni. Bene. Dicevo prima che ha incuriosito molto l'argomento che tratteremo oggi con una persona che conosceremo in occasione di questa trasmissione. Sapete che Miss Italia per noi in Friuli Venezia Giulia, per noi, per lo staff di Modashow.it, per Telefriuli, è sì una grande passerella di bellissime ragazze che concorrono per questo importante titolo, però può anche dare l'opportunità di conoscere delle realtà della nostra regione sicuramente importanti. E quindi io andrei con questo trailer e poi vi racconto chi c'è in studio. Andiamo con questo trailer. Bene, io vorrei andare ad introdurre il nostro ospite. Gianluca Doremi è nato il 13 dicembre del 1969 in Friuli Venezia Giulia, dove tuttora vive. Durante l'infanzia ha manifestato e sviluppato una passione per il piccolo mondo che lo ha portato a scoprire la natura con l'entusiasmo che solo un bambino può avere. Nel 2010 ha iniziato a fotografare e filmare il mondo degli insetti e degli artropodi e dal 2015 ha ampliato la sua passione realizzando brevi documentari non solo sul mondo degli insetti, ma anche sull'ambiente e sulla storia che caratterizzano le pianure del nord-est italiano. Nel 2018 ha realizzato un documentario su quello che è una farfalla protetta, Un anno, una vita, e nel 2022 ha terminato il suo primo documentario lungo dopo circa 3 anni di riprese, dal titolo Il parco della palude di Onara. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Gianluca Doremi. Non è solo però, perché con lui c'è anche il figlio Lorenzo. Piacere. Lorenzo Doremi. Gianluca, no, tutto funziona. Gianluca,
Come nasce questa passione? Io scherzosamente, quando siamo stati, ci conosciamo con Gianluca, ci diamo del tu, ci conosciamo, e la prima battutaccia che è venuta a me, di livello proprio, ma proprio basso, ma perché ci sono persone che usano di tutto per, non dico uccidere è brutto, però insomma usano DDT, c'è chi li pesta, li schiaccia. Questi insetti tu invece li fotografi, li studi, li rendi protagonisti di video, di una vita diversa in realtà, no? Ammetto che anch'io ogni tanto, raramente, uso contro le zanzare, soprattutto utilizzo. Ah, ma anche tu sei un essere umano come tutti, allora. Okay. Però ogni tanto mi faccio succhiare per riprenderle. Vi dico la verità, mi ero un po' preoccupato, invece però ti fai succhiare per riprendere. Sì, è già successo anche questo. Allora, come nasce questa passione? Perché poi facciamo le battute, però io vorrei anche, poi citerò i premi che stai ottenendo. Sì. Con questo documentario di cui abbiamo visto il trailer, che è il mio ultimo lavoro, ma spero non ultimo in sede di realizzazione, in fase di realizzazione. La passione è nata da bambino. Fin da bambino io creavo, si parla di quando avevo 7-8 anni, creavo dei piccoli terrari in cortile, perché sono di Latisana, c'è scritto Friuli, ma sono di Latisana, e vivevo nel centro storico dove le case erano a cortili, e lì nei cortili c'era l'erba, c'erano gli alberi, c'erano anche gli insetti, e li vedevo, mi interessavo a quella loro vita e creavo i miei piccoli terrari. In quel periodo spopolava Quark, vedevo parecchi documentari sugli insetti e lì ho avuto le prime ispirazioni. Infatti uno dei documentaristi che mi ha ispirato tantissimo è Enrico Stella, documentarista che ha fatto per Quark, che ho avuto il piacere di conoscere su Facebook e che apprezza tantissimo i miei lavori, che per me è una cosa bellissima. Cioè, seguire un documentarista del famoso livello internazionale, che lui adesso segue me, è una cosa bellissima. Stessa cosa vale per un altro documentarista abbastanza famoso, perché è un documentarista Rai, che è Enzo Moretto, direttore di Esapolis, il Museo degli Insetti di Padova, nonché del Butterfly Ark di Montegrotto. Anche lui mi segue e collaboro con lui, anzi fra una settimana circa dovrei andare ad incontrarmi per un futuro probabile lavoro, poi non si sa. Ma senti, quanto tempo ci vuole? Noi abbiamo lanciato un trailer di un filmato che dura 45 minuti circa completo. Sì, il documentario sì. Quanto tempo ci vuole per realizzare un documentario del genere? Questa è la cosa particolare. Allora, per quanto può sembrare strano, la parte storica che avete visto, ossia dove lui è tra l'altro mio figlio. Esatto, esatto. Io poi voglio ricordare coloro che collaborano con te, perché sono persone che meritano sicuramente una menzione importante. Per dire, quella ripresa che nel documentario dura più o meno un minuto neanche, forse un po' di meno, ci è voluto un pomeriggio. Per la parte, non so se quella della libellula che vola a rallentatore, un pomeriggio. Quindi per avere 10 secondi da una parte o 30 secondi da una parte a livello naturalistico ci vogliono giornate intere. Il martin pescatore che si tuffa, per poterlo riuscire a immortalare ci sono volute 4 giornate per avere la ripresa come volevo io. Come avviene il sopralluogo? Cioè tu fai uno studio prima del luogo dove vai, capisci qual è la tipologia di insetti che trovi, che ti interessano, cioè parti dall'idea io voglio fare un documentario su una tipologia specifica di insetto, oppure parti da un territorio, vedi cosa c'è e ti nasce l'idea? Allora, nella fattispecie il documentario è stato proprio così, ossia sono finito per caso nel parco delle paludi di Onara. L'ho girato perché mi piace girare e vedere cos'è, e il luogo già di per sé era molto bello da vedere, perché c'è la sorgente del fiume Tergola, ci sono quindi una biodiversità notevole, ma tra l'altro passando attraverso zone magari non proprio battutissime, perché i sentieri passano anche attraverso delle torbiere, quindi fango un po', ho trovato delle specie protette non solo a livello europeo, ma rare a livello europeo, come la farfalla con un Nympha Oedippus. Quindi la cosa ha incominciato a dire no, incomincia a esserci qualcosa di molto di più. E in 3 anni, anzi, perché a dire la verità la prima volta che siamo passati in quel parco era il 2015. Le riprese sono incominciate nel 2017, poi c'è stato il Covid e quant'altro, comunque 3 anni ci sono voluti e l'abbiamo realizzato. E poi abbiamo scoperto la parte storica. Nella parte storica, in collaborazione col Comitato Parco Palude di Onara, perché anche grazie a loro siamo riusciti a fare queste cose, abbiamo realizzato il documentario. Poi tramite loro abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Tombolo, ma anche della Regione Veneto, che è una cosa abbastanza importante.
Il documentario, nel documentario si sono viste le parti in slow motion, rallentatore, ma ci sono alcune parti che sono fatte in modelli 3D e tutta la parte 3D e anche la multimedialità del mio canale, del sito, è fatta da Lorenzo. Allora, io volevo approfittare, prima di andare in pubblicità, per ricordare che la sceneggiatura viene curata da Gianluca Doremi e Eva Carraro. Poi abbiamo anche chi crea le consulenze audio, Davide Glerean, che è anche colui che è il narratore, e poi abbiamo detto che c'è Lorenzo Doremi. Vogliamo parlare con... Un attimo solo, volevo anche dire che Eva Carraro, oltre a sceneggiatura e scenografia, è direttore della fotografia. Perfetto. Che è una cosa molto importante. Abbiamo, Eccoci, siccome l'argomento lì. è molto interessante, andiamo in pubblicità e continuiamo perché vogliamo capire il resto di questa bella storia. Vedo Gianluca con uno dei premi che ha ricevuto, poi parleremo anche di questo. Pubblicità, torniamo subito. E siamo tornati in studio insieme a Gianluca Doremi con il figlio Lorenzo. Abbiamo parlato di uno straordinario lavoro documentaristico che Gianluca ha realizzato in tanti anni, perché poi la sua passione si sviluppa da tanti anni, però in qualche modo possiamo dire hai finalizzato con questo ultimo video quella che è la tua passione di tanti anni. Sei riuscito a mettere insieme tanti elementi. Sì, solo come dicevo prima dello stacco, ci sono alcune parti che non riuscivo più a curare da solo perché erano troppo lunghe da fare, che erano proprio le parti relative al 3D, che ho chiesto l'aiuto di mio figlio, e dopo, oltre alla parte 3D, l'ho fatto anche come attore, l'ho avuto come attore, per la sua somiglianza con Ezzelino III, perché nel documentario si vedrà, chi lo andrà a vedere, che è disponibile gratuitamente su YouTube sul mio canale, si può vedere la sua somiglianza con Ezzelino III. Dopo ci racconterai anche di cosa vedere. Mi interessa invece il lavoro 3D, quindi Lorenzo ti sei avvicinato a questo mondo, ovviamente con un papà, così insomma, la vicinanza era facile. Come hai sviluppato il tuo lavoro? Quanto è stato importante il lavoro del 3D in una produzione di questo tipo? Beh, innanzitutto io mi sono avvicinato prima per conto mio al mondo del 3D attraverso sia l'Università di Udine sia per una passione personale, volevo entrare nel mondo dei videogiochi. Questo mi ha dato delle competenze che mi hanno permesso poi appunto di lavorare in 3D in generale. Nel suo caso appunto c'era una necessità di creare delle scene magari anche brevi che avessero però un realismo abbastanza alto, quindi dov'è il problema? Era necessario recuperare dei materiali molto validi, diciamo appunto magari dei modelli 3D di farfalle, modelli 3D anche di scene, quindi il mio compito è stato innanzitutto quello prima di recuperare delle fonti di qualità. Una volta recuperate tali fonti di qualità ho dovuto modificarle perché ahimè anche internet, anche i servizi a pagamento non si adattano ai propri bisogni. Quindi innanzitutto prima ho recuperato delle fonti, poi le ho elaborate in modo che fossero utili per il documentario e poi abbiamo creato insieme le scene, nel senso magari io ho diretto, l'ho provato anche a insegnare a lui per passione, lui si è cimentato con il 3D, ma diciamo io ho fatto da direttore dando consigli, spiegando si fa così, non si fa così. È stato più difficile calarti nei panni dell'attore oppure nel 3D? Raccontaci questo passaggio poi in realtà. Allora, diciamo che la parte di attore è una cosa più soggettiva, personale, è stata magari anche una cosa molto più breve, che ha richiesto meno tempo. Il lavoro 3D è un lavoro estremamente complicato che mi ha richiesto forse più tempo, è stato forse più difficile fare il 3D nonostante fosse una competenza mia, ma per una questione di difficoltà. Quello che ho dovuto fare come attore era diciamo semplice, non ho dovuto recitare, fare grandi parti o parlare, mentre creare una farfalla, modificarne l'aspetto in modo che fosse realistica al riflesso della luce sono cose che richiedono molta esperienza, infatti. Mamma mia. Vogliamo citare alcuni dei premi che hai vinto, Gianluca, insieme al tuo staff, che ricordiamo Eva Carraro con Davide Galerean, Indie Fire International Festival, Film Festival, il White Unicorn, che è un altro festival internazionale. Abbiamo terzo all'Easter Europe Film Festival, abbiamo l'International Film Festival 2-11-17. Sì. Eccole qua, guarda, cosa significa? Ci sono anche le selezioni perché si può vedere una semifinale a Stoccolma, siamo riusciti a raggiungere, e abbiamo una decina di selezioni perché lì ci sono alcune selezioni i cui premi devono ancora uscire perché ce ne sono un paio che usciranno a dicembre.
Noi non diciamo nulla, io sono scaramantico, Quindi, non diciamo nulla, lo esatto. sai che io sono scaramantico. Senti, invece vorrei, innanzitto ti ringrazio per aver Grazie a accettato voi di avermi il nostro invitato, invito, di perché a averci noi invitato. piace andare a scoprire queste realtà che tra l'altro sono del nostro territorio, le abbiamo vicine di casa. Anzi, se vicino a casa trovate voi uno scarafaggio, un ragno o qualcosa, chiamateci, Sì. vi mettiamo in contatto, che arriva lui e vi fa un film, vi fa un serial. In ogni caso ve lo identifichiamo. In ogni caso vediamo che cos'è. Invece, se uno vuole vedere, perché abbiamo parlato di questo filmato ovviamente, del quale stiamo parlando tutti, per i premi che ti stai aggiudicando, per l'importanza del lavoro fatto, però c'è una storia di tue produzioni che si possono vedere, se ci dici su quali canali. Allora, il canale si chiama Macro and Nature World. Gianluca Doremi. Comunque, cercando Gianluca Doremi, e se avete visto il simbolino, il logo della farfalla verde sul trailer del documentario, tra l'altro, come diceva Multimedia, logo creato da lui appositamente, cercate quel logo lì con Gianluca Doremi, trovate tutti quanti. Si parla sì di insetti, perché la maggior parte dei documentari sono insetti, però c'è anche la falconeria, perché molti non conoscono i rapaci, ma la falconeria è una cosa che sta prendendo piede in Italia parecchio. C'è tutta la parte relativa all'avifauna, e a chi piace i documentari rilassanti, ossia la musica classica legata alla natura. C'è ad esempio uno dei pezzi più importanti, sono le 4 stagioni di Vivaldi, interamente fatte a video. Un applauso per Gianluca Doremi, grazie. Per Gianluca ovviamente, insieme a Lorenzo che sono qui con noi. Grazie, mi ha fatto piacere avervi il nostro ospite. Amici, la prossima volta che trovate uno scarafaggio per terra, pensate a lui che ci potrebbe fare un film, Colossal. Non sono io lo scarafaggio. Mi raccomando. Gianluca, grazie a te. per questo lavoro Grazie a te. bellissimo, e siamo contenti di averti avuto ospite con noi. Grazie davvero, grazie. Bene, che bello, ci fa molto piacere. Ok, adesso ritorniamo a parlare di gara, ritorniamo a parlare di Miss, però l'ho detto, Miss in Onda è anche questo, è valorizzare dei talenti del nostro territorio. Gianluca l'ha detto, è di Latisana e fa queste cose davvero straordinarie, e magari anche queste servono a far parlare della nostra regione con un tocco diverso, quindi grazie davvero. Bene, torniamo a parlare di Miss, ma certo, quindi mi metto sempre da questa parte, adesso ci sarà l'uscita 2-2, però siccome a noi piace queste ragazze anche farle parlare, perché vi dirò anche che per le ragazze, per le nostre concorrenti, l'esperienza televisiva è molto importante, e lo capiranno perché poi alcune di loro andranno avanti, parteciperanno alle finali regionali, dalle finali regionali ognuna di loro, la vincitrice di ogni finale regionale andrà alle prefinali nazionali, dove lì il mezzo televisivo diventa importante, quindi per loro questa trasmissione diventa anche una sorta di palestra. Allora, ogni ragazza andrà a raccontarci in sintesi perché ha deciso di partecipare a Miss Italia. Iniziamo con Gaia e Annabella, che sono le prime due. Cederò io loro il microfono. Prego. Questa è stata decisa dalla regia, da Paola Rizzotti, mentre parlavamo con Gianluca, vai. Perché partecipi a Miss Italia? Partecipo a Miss Italia per superare delle mie paure, come la timidezza, e soprattutto per fare nuove amicizie dietro nei camerini. Prego, passi avanti. Annabella, scusi, passi davanti. Allora, partecipo a Miss Italia perché è una nuova esperienza, per me non ho mai sfilato, e secondo me è una grande opportunità per tutte le ragazze come noi. Verissimo, brava, numero 2. Annabella, ricordiamo che Gaia arriva da Trieste, Annabella arriva da Udine. Grazie, potete rientrare. E poi abbiamo le prossime, che sono Giada e Jessica. Stessa domanda anche a voi, iniziamo da Giada. Allora, io partecipo a Miss Italia semplicemente per provare una nuova esperienza e per mettermi in gioco. Jessica, poi vi faccio passare il microfono alla vostra vicina. Partecipo a Miss Italia perché amo mettermi in gioco, superare soprattutto le mie insicurezze, e comunque penso non sia mai troppo tardi per inseguire e raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi. Assolutamente no, è verissimo, brava. Giada di Martignacco, Jessica è di Tolmezzo. Grazie.
Andiamo con le prossime, la numero 5 e la numero 6, che sono Pamela e Jennifer. Tuo. Io partecipo a Miss Italia sicuramente per mettermi in gioco, perché penso sia una bella opportunità di crescita e spero che mio nonno da lassù sia orgoglioso di me. Che bello. Passa pure. Pamela, numero 5. L'unico che te pido è che sa che tu bandera, te lo dico muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, sabe que muy bien para la mente. Vai. Partecipo a Miss Italia perché è un'esperienza che ho sempre desiderato fare e soprattutto mi ha convinto mia mamma e mi ha dato la forza per provare. Puoi dare a me, grazie. Vai. Lei è Jennifer, abbiamo visto Pamela, con il numero 5 che arriva da Fiumicello. Jennifer invece arriva da Vito d'Asio, in provincia di Pordenone. Grazie. Prossime concorrenti sono la numero 7 e la numero 8. Vai. Partecipo a Miss Italia perché credo che sia un'ottima esperienza formativa e che sicuramente può regalare bellissime emozioni. Puoi cedere il microfono alla tua amica, prego. Partecipo a Miss Italia perché è un'esperienza che ho sempre voluto fare sin da quando ero bambina e ho avuto l'opportunità e perciò sono sempre pronta a fare esperienze nuove e mi sembrava giusto poter partecipare. Hai fatto benissimo, ecco da me il microfono. Vai. Concorrente numero 7 Giulia, che è di Codroipo, mentre Anna, numero 8, è di Colloredo di Montalbano. Grazie. Poi andiamo con Alice e Jeanette. Vai. Partecipo a Miss Italia perché mi piace fare nuove esperienze e perché da piccola ho sempre guardato il programma. Vai, fai pure. Io partecipo a Miss Italia perché, come dicevo prima, per me è una novità, però per una volta vorrei credere in me stessa e credere nei sogni. Anche a me mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo e credere nei propri sogni secondo me è una bella cosa. Benissimo, dammi pure il microfono. Jeanette, numero 10, abbiamo visto Alice di Trieste, Jeanette di Udine. Bellissime, come belle tutte le ragazze di Miss Italia, grazie, potete rientrare. Abbiamo delle ragazze davvero, siamo molto, molto contenti. Porta anche un po' la voce e il pensiero di quello che è Paola Rizzotti. Abbiamo un gruppo di ragazze davvero molto, molto in gamba e quindi a noi fa piacere, insomma, farle conoscere meglio a voi che siete a casa e seguite con tanta attenzione Miss in Onda e non solo Miss in Onda, perché voi con altrettanta attenzione seguite la pubblicità. Pronti per la pubblicità? Torniamo subito. Pubblicità. E ci stiamo avvicinando al momento delle premiazioni. Chi sarà la nuova Miss in Onda di questa puntata? Chi sarà la Miss in Onda, la seconda classificata, terza, quarta, quinta e sesta? Perché questa sera le prime 6 classificate accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che le finali regionali saranno più di una, tra l'altro una la faremo anche qui in diretta su Telefriuli e poi si concluderà il percorso di Miss Italia in regione al Centro Congressi Cursal sabato 3 settembre, dove lì andremo ad eleggere Miss Friuli Venezia Giulia. Ma prima di arrivare al momento del verdetto, noi abbiamo 2 ballerini straordinari che ci hanno fatto compagnia nel corso della trasmissione. Io li vorrei anche prima delle premiazioni per un'altra esibizione. Marisa Benes, Club Diamante Friuli Venezia Giulia, perché lei ovviamente che ci presenta i nostri ballerini, perché lei che li conosce a fondo e conosce a fondo quello che ci presentano. Eccomi qua, terzo intervento di Giacomo e Asia. Ricordo che loro appartengono al Club Olimpia, è stato organizzato tra l'altro quest'anno un camp a Bell'Italia, Lignano, con Samuel Peron di Ballando con le Stelle, quindi delle belle opportunità anche organizzate dalle società regionali. Asia e Giacomo, Jive, un ballo scatenato. Scateniamoci, a voi!
type of pretty God, but she's so fine. She's so fine. She's really sweet, the finest girl you ever want to meet. Well, she really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know I love her so. She's alright. She's alright. She's alright. She loves me both the day and night. The finest girl you ever wanna meet. The finest girl you ever wanna meet. The finest girl you ever wanna meet. Bravi! Bravi! Io richiamerei Marisa Benes e poi sarà lei a richiamarvi fuori di nuovo sul palco, perché un applauso lo meritate ancora del nostro pubblico, delle nostre miss che fanno gli applausi dal camerino e ovviamente da coloro che sono a casa. Vogliamo ripresentarli, Marisa? Hanno ballato per noi tutti questa sera Giacomo e Asia. Al centro del palco. Giacomo e Asia. Complimenti. Grazie. Marisa, grazie, come al solito. Bene, io voglio ringraziare ancora una volta la parte tecnica che consente a questa trasmissione di andare in onda. Tra l'altro voglio anche dire che ricordate l'esperimento che abbiamo fatto con l'intervista a Patrizia Mirigliani, la diretta, ci siamo collegati in diretta con una città della Sicilia dove si stava svolgendo una serata, una selezione di Miss Italia ed ha avuto un riscontro grandissimo, ne hanno parlato Miss Italia stessa sul sito nazionale, hanno ricondiviso e pubblicato le parti di quella puntata. Insomma, io ringrazio perché tutto questo si può realizzare grazie a uno staff tecnico eccellente come coloro che sono qui a Telefriuli. In questo caso abbiamo Giandomenico Ricci in regia, grazie a Giandomenico, fate un applauso, Chiara Miscori è qui di fronte a me e poi Simone Caramaschi che anche lui è in regia insieme a Giandomenico. Grazie davvero perché fate un lavoro preziosissimo. Voglio anche ringraziare un amico che ci è venuto a trovare, che ci ha fatto scoprire un mondo sicuramente molto particolare. Abbiamo anche un po' scherzato su tutto questo, però lui fa un grandissimo lavoro di valorizzazione in qualche modo di un territorio, di un qualcosa che tutti noi magari non abbiamo mai guardato con attenzione, che è il mondo degli insetti. Gianluca Doremi con noi questa sera. Grazie Gianluca per aver accettato il nostro invito e se volete saperne di più andate su Google, cercate Gianluca Doremi e avrete la possibilità di accedere ai vari canali YouTube dove poter scoprire questo mondo e il mondo della sua attività che è davvero interessante e straordinario. Detto questo, andiamo a rivedere in un passaggio tutte le nostre candidate al titolo di Miss in Onda questa sera? Direi proprio di sì. Lascio il centro del palco libero per una serpentina, come si suol dire. Eccole, prego. Andiamo con la Miss Italia. Gaia, Annabella, Giada, Jessica, Pamela, Jennifer, Giulia, Anna, Alice e Janette. Queste sono state le grandi protagoniste di questa serata, di questa elezione di Miss in Onda. Ed ora arriva il momento di premiare. Iniziamo dalla sesta classificata. Io coinvolgerei Lorenzo Doremi, collabora con Gianluca, con il papà. Lui ci ha raccontato che fa tutta la parte dedicata al 3D nei filmati, quindi se vedrete i loro filmati, la parte 3D l'ha realizzata lui. Gianluca, vieni pure qui al centro del palco. Ah no, basta una alla volta, ti rimandiamo a posto ogni volta. Andiamo a premiare la sesta classificata, che è la concorrente, ricordiamo che tutte accederanno alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia. La concorrente numero 2, Annabella Cinar, vieni. Concorrente numero 2, Annabella arriva da Udine, sei tu, la sesta classificata, sei alle finali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Indossa la fascia. Non ti preoccupare, anche se non hai messa va bene, è l'emozione, va benissimo. Grazie Annabella. E quindi andiamo con la quinta classificata. Grazie Lorenzo, sei gentilissimo. Quinta classificata, lei è la concorrente numero 7, Giulia Tomini. Anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia.
Complimenti anche a Giulia. Ricordo che loro andranno alle finali regionali. Per le altre ragazze che non hanno ottenuto questo risultato questa sera potranno ripartecipare alle prossime selezioni. Per loro Miss Italia non finisce assolutamente, ma continua fino al 3 settembre per la finale. Grazie, grazie anche a te. Andiamo con la quarta classificata. Lorenzo, vai ad assegnare la fascia della quarta classificata alla concorrente numero 9, Alice Bazzo di Trieste. Anche Alice ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie Alice. Stop di fronte alla telecamera e vai. Terza classificata. Fascia della terza classificata va alla concorrente numero 1, Gaia Capitanio di Trieste. Anche lei di Trieste, Gaia. Di nome e di fatto, adesso vedo sorridente. Si aggiudica al terzo posto e quindi anche lei si aggiudica il passaggio alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie, non ti preoccupare. Ragazzi, è un po' un'emozione, è comprensibile. Seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, sempre Lorenzo D'Aremi a consegnarla. Il titolo va alla concorrente numero 5, Pamela Panek di Fiumicello. Seconda classificata. Perfetto, molto bene. E a questo punto ci avviciniamo al momento di premiare la prima classificata, Paola Rizzotti. Una battuta, vieni al centro del palco. Riusciamo a portarla via dal camerino dove lei, nel dietro le quinte, controlla, coordina queste ragazze straordinarie come sempre. Se mi chiedi un commento della serata, io sono stata rapita da quello che ha fatto vedere Gianluca D'Aremi. Ma è un mondo... Io non conoscevo, io veramente pensavo, come dici tu, che uno schiaccia un insetto, veramente complimenti, ma lo hanno apprezzato anche le ragazze dietro, quindi davvero bello, grazie della tua presenza. Cosa devo dirti? Le ragazze sono emozionate, ma sono veramente brave, perché insomma rapportarsi in uno studio televisivo senza pubblico, insomma, secondo me sono brave. E poi con le telecamere, che è sempre difficile da affrontare, però insomma c'è anche un lavoro di staff di Paola e di un gruppo di lavoro alle spalle che insomma riesce a prepararle, e poi siamo anche fortunati ad avere ragazze così in gamba. Infatti io volevo arrivare a questo. Brave ragazze, l'applauso arriva da noi per voi, brave davvero. Paola, sei tu ad assegnare oggi la fascia di Miss Inonda, la corona e anche tutto il resto di premi. Io come al solito, prendi la fascia e corona, io come al solito mi sposto da questa parte perché il centro della scena lo lasciamo per la vincitrice. Paola si arma di fascia Miss Inonda, prendi tutto, tengo io la busta se vuoi, riusciamo a consegnare tutto? Dai pure a me, ti aiuto. Dai anche a me la corona, dai, faccio Vince il titolo di Miss Inonda la concorrente numero 8, Anna Grosso di Colloredo di Montalbano, provincia di Udine. Anna, dove sei? È lei, Anna, concorrente con il numero 8, Anna Grosso, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Riceve la corona. E lasciamo qualche secondo per l'inquadratura, guarda la telecamera dove dietro c'è Chiara, però io ho un altro omaggio da consegnarti, che è questo, un omaggio del Parco Termale Riviera Resort che si trova a Lignano Riviera. È una struttura bellissima, tra l'altro arriveranno delle immagini, ci sono delle piscine con acqua di mare, in riva al mare, guarda, la bellezza è a Lignano Riviera. Ringraziamo la SIL, Società Imprese Lignano SPA, perché alla vincitrice di ogni tappa di Miss Italia regala un buono per trascorrere una giornata che vedrai non ti dimenticherai in questo parco straordinario. Ripeto, è in riva al mare, quindi tu sarai nelle piscine, in riva al mare, Lignano Riviera, una zona bellissima della bella città di Lignano, quindi grazie alla SIL. E tra l'altro ricordiamo che ospiti della SIL lo saremo anche per la finale di Miss Friuli Venezia Giulia il 3 settembre al Centro Congressi Cursa. Quindi buon bagno e buona permanenza al Parco Termale Riviera Resort. Ma non è finito qui, perché c'è anche un gioiello Miluna, grazie a Gioielleria Romagna di Udine, Simonetta Romagna con noi che ti consegnerà questo gioiello, quindi grazie. Quindi mi raccomando, quando andrai al Parco Termale sfoggia anche il gioiello Miluna, così farai capire a tutti che hai vinto la fascia di Miss Inonda qui a Telefriuli.
Grazie. Io rivorrei qui gli ospiti, non so se possiamo chiudere insieme, Gianluca, Lorenzo, anche certo, anche il signor Trabucco, certo, non lo so Marisa Benes se c'è con noi. Chiudiamo con questa, vieni Marisa, arriva? Tutti insieme, Paola vieni pure qui. Grazie allo staff, a Simone, a Giandomenico e a Chiara che ci avete fatto compagnia. Un applauso, lo facciamo a voi, grazie. Arrivederci alla prossima puntata di Miss in Onda, sempre qui su Telefriuli. Ciao!